Alessandra Oliviero, prima giornata degli Stati Generali della Pesca dedicati alla pesca professionale e all'acquacultura, una relazione, la sua, che ha introdotto un po' di fatto poi tutto il workshop che seguirà a breve. Sì, esatto. La relazione che ho presentato questa mattina ha l'obiettivo di far vedere quanto sia importante nella Regione Veneto il comparto della pesca e dell'allevamento in acque marittime interne, lagunari e acque dolci. Emerge infatti un dato molto importante che se andiamo a vedere tutte le imprese che lavorano nella Regione Veneto, oltre il 70% opera nelle acque interne, quindi sicuramente è un settore che dal punto di vista economico-produttivo vale moltissimo. Se andiamo a vedere anche il dato della flotta, più del 50% è flotta operativa nelle acque interne, ovviamente imbarcazioni di piccole dimensioni che operano e lavorano nelle acque diciamo più tranquille, però sono dati che danno diciamo il valore, danno l'importanza di questo comparto che spesso viene trascurato perché si tende ovviamente e giustamente anche perché ritengo che in termini di valore della produzione probabilmente sia più alto il valore prodotto dalla pesca professionale, ma comunque è un settore che dal punto di vista socio-economico e produttivo, dal punto di vista della struttura produttiva in Veneto è molto importante.